Buonasera, bentrovati, eccoci all'appuntamento con la settimana di Ferragosto, una settimana che è fatta sì di giornate di feste, quindi si blocca parzialmente un po' lo sport per quanto riguarda quello locale soprattutto, ma naturalmente ci saranno grossi avvenimenti, grossi appuntamenti da seguire anche per la nostra redazione. Venetoglobe.com, lo speciale naturalmente ogni giorno alle 19:30 e alle 20:30 sulla nostra web tv dedicata all'angolo sportivo. Ci trovate anche sul canale 813 813 per il momento per la provincia di Belluno. In futuro naturalmente allargheremo il tutto alla regione del Veneto. E allora andiamo a parlare di sport come accennavamo in precedenza. Non possiamo non iniziare con gli europei di Glasgow perché grandissimi successi, grandissime medaglie. Nel 3 metri sincro la gara di Tania Cagnotto, tanto per intenderci, la Pellacani e la Bertocchi vincono loro. La Pellacani, pensate, ha soltanto 15 anni. Oro anche nella 25 km in acque freddissime. Arianna Bridi vince in volata contro l'olandese Van Rovendal. Nella 25 km maschile invece Matteo Furlan ha conquistato il bronzo. Lasciamo il nuoto e passiamo, o gli sport d'acqua, e passiamo al ciclismo. Nel ciclismo europeo vittoria di Matteo Trentin, grande vittoria che regala al commissario tecnico Cassani il suo primo titolo della gestione. Il medagliere, per quanto riguarda il ciclismo, vede 4 ori, 3 argenti e un bronzo. Quarto bronzo, e lasciamo il ciclismo per passare all'atletica leggera, quarto bronzo, dicevo, anche nell'atletica con Raki, l'ex marocchino naturalizzato, e i complimenti tutti a lui. Si è corso la MotoGP, si è corso il Gran Premio di Zwelterweg in Austria, dove la Ducati ha vinto per il terzo anno consecutivo e ha portato sul podio 2 piloti. Primo posto per uno scatenato Lorenzo, che ha avuto ragione di Marquez alla piazza d'onore. Dovizioso timbra un terzo posto, mentre Valentino Rossi risale e guadagna un 6° posto finale. Il volley femminile con il premondiale di volley dove l'Italia di Mazzanti, dopo aver perso con la Russia per 3-0 ed aver ruotato un po' tutta la formazione, ha giocato la finale di consolazione per il terzo-quarto posto contro la Turchia di Guidetti, vincendo comunque 3-1 e guadagnando così la terza posizione. Ha vinto il torneo la Russia, che ha sconfitto per 3-2 l'Olanda. Andiamo alla Ghirada di Treviso perché in questi giorni si allena la nazionale italiana di pallacanestro femminile. Il coach Crespi ha quasi tutte le giocatrici a disposizione. Sabato prossimo 18 la nazionale si sposterà poi a Vicenza per le prime amichevoli organizzate proprio prima dell'impegno denominato Eurobasket. E adesso il calcio, con il calciomercato che ha confermato l'arrivo di Bakayoko al Milan, in prestito dal Chelsea. Oggi per Bakayoko ci saranno le visite mediche per il francese. Poi si parla di Modric, impossibile non farlo, si allena a Madrid comunque e andrà a Tallinn per la Supercoppa, quindi molti dicono che ormai l'affare è chiuso, anche se l'Inter continua a sperare. Passiamo al Napoli. Il Napoli di Ancelotti non è ben registrato in difesa, Koulibaly tentenna e il portiere è un po' quello che manca, e allora il Napoli andrebbe su Tatarusanu perché altre scelte si sono confermate non volute sia dai giocatori sia da Ancelotti. La Roma continua a pensare a Nzonzi sperando di poterlo accasare il prima possibile.
Si è giocato anche la Coppa Italia al terzo turno e ci sono naturalmente anche le squadre venete, a cominciare dal Chievo che ha battuto il Pescara per 1-0, per continuare con il Cittadella che ad Empoli ha dilagato e ha vinto per 3-0. Il Bologna di Pippo Inzaghi invece ha battuto per 2-0 il Padova di Bisoli, mentre il Catania ha regalato, per modo di dire, un 2-0 al Verona, con Grosso che si arrabbia parecchio perché il suo Verona al momento non è quello che lui desidera. E a proposito di Serie A, Serie B e Leghe, sarà una Serie B, almeno sembra fatta, a quota 19 squadre. Il commissario della FIGC oggi, tra l'altro, dovrebbe firmare l'atto ufficiale per il sorteggio dei calendari. Da sistemare ancora il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni. Però venerdì 24 agosto dovrebbe esordire la nuova Serie B al via su Rai 2. Prima del weekend appena trascorso erano stati diramati dalla FIGC anche i gironi dei campionati dilettanti che ci interessano da vicino, dall'eccellenza alla seconda categoria. Vedono coinvolte ben 80 squadre della provincia di Treviso. Aspettando il calendario della Serie D, dove troviamo soltanto il Montebelluna di Checco Feltrin, che nel fine settimana scusate, ha giocato contro il Martellago pareggiando 1-1 contro la compagine veneziana di Albino Piovesan. Per il Montebelluna è arrivata anche la conferma del turno di Coppa Italia che la vedrà in casa domenica 19 agosto contro il Cartigliano. Chi vincerà farà il primo turno e giocherà il 26 agosto poi sul campo dell'Arzignano. Passiamo adesso all'eccellenza, sempre per quanto riguarda il calcio, che nel girone B dovrebbe vedere queste squadre, la composizione dovrebbe essere questa. Uso il condizionale ancora perché l'ufficialità, anche se è data, insomma, non c'è per il 100%, potrebbero esserci ancora delle novità. Istrana, San Giorgio Sedico, Calvinoale, Lia Piave, Eclisse Careni Pivigina, Mestre, Giorgione, Liventina, Luparense, Nervesa, Porto Mansuè, Real Martellago, Tombolo, Treviso, Union Pro, Union QDP e Vittorio Veneto. Questo il girone B dell'eccellenza, signori miei, una D2 come ci avevano detto parecchi allenatori commentando questo girone. Vediamo quello che è successo nel fine settimana. Il Giorgione di Perrone è andato in campo ed è stata l'unica squadra ad andare in campo ieri nella mattinata, amichevole contro l'Arcella, ha vinto per 2-0. La prossima amichevole per il Giorgione è fissata per il 18 alle ore 17 contro la Godigese a Castelfranco Veneto. La Liventina di Rorato vincente sabato a Fossalta contro i locali per 2-1. Il Treviso gioca questa sera, lunedì 13 agosto, alle ore 18 a Prata di Pordenone contro i Falchi. Vittorio Veneto di Zoppas sabato pomeriggio ha affrontato al centro sportivo Marco Polo di Vittorio Veneto il Vazzola di Gallonetto, vincendo per 1-0 grazie ad una rete di Slongo ritornato in Italia. Sentiamo un bilancio di questo inizio di preparazione proprio con il tecnico Paolo Zoppas ai nostri microfoni. Lavoriamo da 15 giorni e cerchiamo di mettere in campo le prime idee di questa nuova stagione e vediamo come stanno i ragazzi. Ti ho visto circa una quindicina di giorni fa con un gruppo, l'abbiamo ampliato questo gruppo? Sì, sta arrivando pian pianino qualche giocatore d'esperienza che è quello che ci serve. Abbiamo tanti giovani, la cosa bella è che sono tanti giovani che hanno voglia di lavorare, quindi sono stati 15 giorni molto positivi. Intensi e positivi. Intensi e positivi. Un campionato, come hai visto, come hai potuto vedere, ancora non c'è l'ufficialità al 100%, però sembra che questo sia il girone 17, 4 retrocessioni, bel campionato. È molto interessante, è una gran bella sfida perché il livello rispetto all'anno scorso si è alzato tantissimo e quindi dobbiamo farci trovare pronti non tanto per la Coppa ma per quello che è il campionato.
Ecco, arriva la Coppa, un altro gradino per affinare ulteriormente. Sì, la Coppa noi la viviamo come un momento di preparazione per quello che è il campionato e tra l'altro abbiamo anche lì, se resta questo, il girone delle squadre molto molto forti, però va bene così perché dobbiamo essere pronti, ripeto, per la prima di campionato e quindi la Coppa ci serve per prepararci. Hai ragione, perché mi pare 4 squadre in questo raggruppamento, parecchio toste anche lì. Sì, certo, abbiamo QDP, abbiamo Careni e abbiamo il San Giorgio e quindi veramente molto tosto, ma meglio così perché così assaggiamo subito quello che sarà il campionato. Capisci subito anche i tuoi ragazzi. Certo. Paolo, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. In bocca al lupo a Paolo Zoppas, anche per la Coppa, come avete sentito, saranno scontri già rodati, insomma già effettuati anche negli anni scorsi, però impegnativi. Parliamo proprio dell'Eclisse di Della Bella, che ha continuato la sua preparazione giocando nel fine settimana a Feltre contro l'Union Feltre e perdendo per 1-0. Ora l'Eclisse giocherà la vigilia di Ferragosto domani sera a Volpago del Montello contro il Prodeco alle ore 18. L'Union QDP di Fedato sabato pomeriggio invece ha giocato a Conegliano in amichevole contro gli uomini di Vanni Moscon, vincendo 3-1 dopo essere andati anche in svantaggio nel primo tempo. Sentiamo il direttore generale Claudio Merotto sulla prima parte degli allenamenti della sua squadra effettuati e sul girone di eccellenza dove lui qualche cosa da dire ce l'ha. Sentiamolo. Esatto, questa è la nostra prima uscita stagionale, ci mancano alcune pedine, però per noi è una sgambata, dovremo crescere sicuramente nelle prossime settimane, anche perché come avevamo già previsto nella precedente intervista, un girone da Serie D, dove non si sa bene da che banda prendere per vedere le retrocesse di questo girone, perché è una squadra più forte dell'altra. Sarà molto dura, sarà un'annata molto dura. Poi anticipato, quindi questo girone, come avevamo anticipato parlando, si è confermato tale, quindi come dici tu, qui c'è da vedere veramente chi andrà nei piani alti e chi starà. Esatto, questa è la difficoltà di un girone, anche perché a 17 sono 6 squadre che potenzialmente possono partecipare ai play-out, 4 che retrocedono, perciò è veramente difficile, insomma, quest'anno è veramente difficile e ho l'impressione che tutte le squadre con più qualità le abbiano messe in questo girone. È un po' una polemica oppure? No, per noi non è una polemica, noi sì. Però così guardando le altre, sentendo anche gli operatori di mercato, i procuratori della zona padovana, tutti mi dicono la stessa cosa. Non sei il primo, cioè le stesse squadre che avevamo l'anno scorso, che quest'anno non ci sono più, che potevano essere delle squadre di media-bassa classifica, sono state sostituite da squadre che almeno sulla carta sicuramente daranno filo a torcere. Dopo l'amichevole con il Conegliano ci sarà Ferragosto, come procederete? Noi continueremo gli allenamenti, daremo 3 giorni di stop, poi ci riprendiamo il 16, il 18 facciamo il triangolare a Moriaro della Battaglia e il 22 abbiamo l'Union Feltre sempre in amichevole a Moriaro. Poi la domenica successiva c'è già la Coppa. La Coppa anche lì mi pare. Anche la Coppa, almeno quest'anno, dico, rispetto all'anno scorso che ci hanno mandato a Cartigliano, sì, giocate più o meno vicino. Giochiamo Pieve, San Giorgio e Vittorio, un classico, insomma, per quanto può valere, però è già il derby. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. E buon lavoro naturalmente non mancherà anche per il QDP. Porto Mansuè ha perduto 3-0 contro il Chions che però è formazione di Serie D, formazione friulana. L'Union Pro invece di Gionco in fine settimana è andata in campo contro la Miranese, ne è uscito un pareggio 0-0. Domani pomeriggio amichevole contro il Belluno. Nervesa in trasferta nel weekend a Fontanelle con relativa vittoria per 2-0 per entrambe le squadre, era la prima sgambata. Per l'Istrana
Pure lei in campo contro la Robeganese, primo tempo in vantaggio grazie al gol di Molin, poi pareggio dei padroni di casa e finale di gara sull'1-1. Domani amichevole contro il Villorba e sarà la prima uscita del Villorba. Andiamo a parlare dell'Ia Piave di Tossani, prima partita anche per il mister e anche per la sua squadra che a Volpago del Montello contro il Prodeco ha pareggiato per 3-3 al termine di una bella ed avvincente gara. La promozione ha visto molte squadre nel weekend saggiare il campo e muoversi. In campo l'Opitergina all'Opitergium contro il Fontanafredda, vittoria per 2-1 degli uomini di De Pieri. Per quanto riguarda il Cornuda Crocetta c'è finalmente l'ok per cominciare a lavorare, il DS Galbano ha finalmente carta libera per cominciare ad allestire la rosa, sperando non sia troppo tardi. Il nuovo tecnico, intanto è stato comunicato, è Maurizio Sandri. Anche la promozione, a proposito, visto che stiamo parlando di promozione, il girone D potrebbe essere così: Città di Caorle, Conegliano, Cornuda Crocetta, Favaro 1948, Fontanelle, Fossalta Piave, Iulia Sagittaria, Lovis Spresiano, Noventa, Opitergina, Portogruaro, Prodeco Montello, Vazzola, Vedelago, Villorba e ZTLL Sinistra Piave. Usciti anche gli abbinamenti per la Coppa, nel girone L, QDP, Eclisse, Vittorio Veneto e San Giorgio Sedico, come ci dicevano in precedenza i tecnici. Girone H, Istrana, Nervesa, Treviso. Nel girone O, Lia Piave, Liventina e Porto Mansuè. Andiamo al Trofeo Veneto di seconda categoria, dove troviamo il girone 52 con Asolo, Barbisano, Trevignano e Vidor, il 53 con Valdosport, Arten, Limana e San Vittore, il 56 con Campolongo, Refrontolo, Tarzo Revine e Union Vallata, il 57 con Santa Giustina, San Michele Salsa, San Vendemiano e Sarmede. E abbiamo chiuso con la parentesi dedicata al calcio, lunghissima quest'oggi, ma è stato un weekend ricco di amichevoli, ricco di partite. Andiamo a parlare invece di rugby, perché venerdì sera c'è stata la prima amichevole importante a Monigo per il Benetton Rugby, che ha affrontato il Worcester Warriors. È uscita una sconfitta di misura 14-12 ai danni appunto del Benetton, al termine di una gara impegnativa e indicativa per il coach trevigiano, che ha detto: ho visto un bel primo tempo, nel secondo tempo invece ci sarà molto da lavorare. E si è parlato anche della prossima amichevole in casa contro il Leicester Tigers, sempre venerdì prossimo. Sentiamo al termine della gara contro i Warriors il giocatore del Benetton, Marco Lazzaroni. Quest'anno ci vogliamo focalizzare più sull'aspetto positivo, no? Come inizio, come prima partita amichevole, comunque siamo ancora in preparazione, siamo contenti della difesa che abbiamo visto soprattutto nella prima parte di gara, una bella difesa tosta sui 22. Abbiamo avuto forse qualche problemino su qualche lancio di gioco, magari da rimessa laterale, però c'è la finale, tutte cose che si possono mettere a posto. L'impegno è stato un impegno pazzesco. Non ho visto nessuno tirarsi indietro da uno scontro fisico, erano comunque una buona squadra. Anche perché loro si sono dimostrati la classica squadra inglese, no? Sì, però abbiamo dimostrato che anche noi, insomma, il nostro campionato non è da meno. Niente, è stato un ottimo amichevole, secondo me la prima, abbiamo settato un buon livello, un buono standard, e da qui si può solo andare sopra e non si può andare sotto. Diciamo, da qui la prossima gara è un'altra gara piuttosto intensa. Sì, sicuramente anche con i Tigers sarà una bella partita. Adesso noi cerchiamo di pensare settimana per settimana, ci concentriamo settimana per settimana in modo che il focus non lo perdiamo. È molto più semplice lavorare più focalizzati su una squadra, una dopo l'altra, e quindi li aspettiamo qua in casa col coltello fra i denti e vediamo la prossima settimana cosa succede. Personalmente contento? Mi pare di sì, buona prova. Ah sì, dai, ho fatto un buon minutaggio, mi sono sentito bene, quindi sì, dai, si può comunque fare sicuramente meglio, insomma. Tigers. Sì, ai Tigers.
Sì, buon minutaggio e buona prestazione quella di Marco Lazzaroni. Nei prossimi giorni vi faremo ascoltare anche Rizzi, anche per lui una buona prestazione contro i Worcester. E adesso occhi puntati sui Tigers che arriveranno venerdì prossimo, sempre alle 20:30, sempre a Monigo, il tempio del rugby trevigiano. Abbiamo concluso anche per questa sera il nostro appuntamento sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. Vi ricordo anche il nostro canale 813 del digitale terrestre, ci ascoltate e ci vedete per tutta la provincia di Belluno. E a tutti voi una piacevolissima serata e a domani, vigilia di Ferragosto.